Beh, è inevitabile, quando la scelta c'è, qualcuno resta fuori, ma io credo che chi fa politica lo fa per generosità, lo fa perché crede nel lavoro verso gli altri. La stoccata a chi in questi giorni e in queste ore ha espresso parole di fuoco, leggasi i grandi esclusi. Il PD riparte dai sorrisi d'ordinanza a uso e consumo dei fotografi, le strette di mano, le pacche sulle spalle. Da oggi inizia la campagna elettorale e per i Dem Veneti è una delle battaglie più dure degli ultimi anni. 56 candidati, 17 al Senato e 39 alla Camera, conferme e volti nuovi, e poi quei nomi che hanno fatto venire il mal di pancia alla minoranza del partito. Minniti fa rima con sicurezza. Minniti è stato in grado di fare una cosa straordinaria, mettere in fila, più che per quello che ha fatto all'interno del paese, per ciò che ha fatto all'esterno di questo paese. Insomma, per la riconfermata Laura Puppato il tempo delle bufere è finito. E anche il mantra del segretario regionale Alessandro Bisatto che dice andiamo al di là delle polemiche. Se non fosse un termine con copyright di Luca Zaia sembrerebbero tutti dire pancia a terra. C'è una squadra che rappresenta a pieno titolo proprio il radicamento territoriale, ognuno di noi rappresenta un proprio territorio. Tanti fronti su cui lavorare, politiche del lavoro, sociale, innovazione e caso banche, ma anche diritti civili. Noi siamo molto preoccupati che il centrodestra e anche il Movimento 5 Stelle abbiano detto esplicitamente che vogliono cambiare la legge sulle unioni civili, e noi su questo ci opporremo perché abbiamo raggiunto un grande risultato di civiltà. C'è spazio pure per amministratori del territorio come gli ex sindaci Anna Spinnato di Valdobbiadene, Marcello Costa di Curtarolo e Silvio Gandini di Legnago, e chi raccoglie la sfida di gareggiare e rischiare in un collegio difficile come Rovigo, uno di quei big che hanno accettato l'amaro calice. Noi facciamo una battaglia che tutti danno per scontato essere dura, ma proprio per questo diventa anche una battaglia affascinante, importante. Dobbiamo affermare la nostra capacità di stare tra la gente nel territorio.